Allora, Antonio Confortini, stiamo parlando anzi apriamo il capitolo delle case di riposo e un problema molto grande perché da un lato abbiamo l'aumento, voi ci avete parlato di un aumento delle rette delle case di riposo, la difficoltà a far fronte, sono dei luoghi che ospitano persone che sono non autosufficienti, quindi non hanno la possibilità di vivere a casa, non hanno la possibilità di essere assistite dai propri familiari perché anche sono magari dei casi molto molto gravi, se una persona va in alcune strutture, in alcune IPAB eccetera, si rende conto che ci sono gli stadi, non dico terminali, però veramente assolutamente gravi. L'assistenza domestica ha delle problematiche, anche queste, di grandi oneri economici anche per la famiglia, quindi si sta verificando questo fenomeno, questo triste fenomeno. Da un lato le strutture deputate ad accogliere le persone sono costosissime, sempre più onerose, si svuotano, le persone anziane vanno a casa, vengono ospitate a casa, ottenute a casa dai propri parenti, che però non hanno i soldi neanche per prendere un'assistenza esterna, eccetera, si arrangiano in qualche modo e quindi c'è un modo di sopravvivere più o meno diciamo, ai limiti della tollerabilità, perché non sempre è così. Di questo voi avete fatto denuncia anche a livello unitario, cioè qual è la situazione che si verifica? Primo capitolo case di riposo e poi cosa state facendo a riguardo, quello della domiciliarità e dell'assistenza domiciliare. Allora, le case di riposo fino a qualche anno fa, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, era molto difficile poter mettere in casa di riposo qualche ammalato, qualche situazione drammatica, perché erano sempre piene e anche perché il costo di andare in una casa di riposo è anche molto elevato. Non mi metto qua a dire quanto o come, perché sennò solleviamo un polverone che non finisse più. Da 2 anni a questa parte, anche 1 anno e mezzo per essere molto preciso, i posti in casa di riposo se ne trovano sempre e le case di riposo nella nostra regione, non provincia, ma nelle province e nelle regioni sono diverse e hanno la difficoltà di coprire tutti i posti letti che avevano. Cioè, un miracolo, nel senso che ma il miracolo non è perché ci sono meno ammalati, meno persone terminali o meno persone che devono andare in casa di riposo. È che il costo è troppo elevato e cosa fanno le famiglie? Se hanno un ammalato, un pensionato, una pensionata che è in una certa situazione, non riescono a far fronte, se poi questa è anche una pensione bassa. Ricordo anche che abbiamo ancora pensione di 432 euro al mese, 432 euro al mese, che con questi 432 euro al mese difficilmente uno sopravvive. diciamo che nemmeno si sopravvive e sicuramente le rette che ci sono nelle case di riposo di vario tipo, ci sono le case di riposo che danno molta più assistenza e ci sono case di riposo che danno meno assistenza. Non voglio tirarmi anche qui qualche ira, cioè, c'è a secondo di quanto si paga. Ma se io nella mia vita ho avuto sempre problematiche, in questo caso, perché non sono riuscito a mettermi via un piccolo risparmio, un medio risparmio, perché ho finito la casa assieme per il figlio, via dicendo. Adesso non c'è nemmeno i soldi per poter andare nelle case di riposo. E qua ci vuole una riforma sulle case di riposo. Cioè che tipo di riforma voi proponete, andate a proporre? Che bisogna che intervenga là dove ci sono i meno ambienti, deve intervenire il governo, deve intervenire le regioni, il ruolo delle regioni e in molti casi anche il ruolo delle province. Ma le province non ci sono più, ne Le hanno province tolte. non ci sono più, ma li vedo ancora tutti quanti. Ma le regioni ci sono. Adesso andiamo a votare anche per le regioni, anche per la nostra regione, per il rinnovo della nostra regione. E cos'è che ci vorrebbe? Che a secondo di quello che ha guadagnato un lavoratore, una lavoratrice, anche qualcuno che ha guadagnato molto di più, cioè che non ci sia questa, come si può dire, attenzione su quello che hanno guadagnato nella vita queste persone e l'altra cosa è che quando si va su una casa di riposo devono essere aiutati quelli che sono in più in difficoltà. Oggi non c'è neanche questo perché
dicono o non c'è il posto, e i posti ci sono, perché su tutte le case di riposo oggi ci sono, perché c'è un intervento del governo, c'è un intervento anche delle regioni, e bisogna aiutare queste persone che oggi sono in difficoltà, non soltanto perché non hanno guadagnato o non hanno messo qualcosa di parte, perché anche mentalmente e anche fisicamente devono avere un rapporto di sostegno maggiore. Beh, la riforma che dovrebbe essere fatta, che dovrebbe venire avanti, che è sempre quella che si dice: dobbiamo aiutare i meno ambienti e i più poveri. Beh, se non ci sono le famiglie in questo momento, credo che questi qui hanno grosse difficoltà. E queste difficoltà si trasmettono poi all'interno delle famiglie, e le tensioni che ci sono sempre più grandi. Ecco, voi siete, lei in modo particolare ha seguito alcune realtà per cercare di scoprire dove sono un po' gli aspetti più delicati e più fragili. E ha scoperto qualcosa di sconcertante proprio nelle dinamiche familiari, dove ci sono degli anziani e dei pensionati, che non immaginava. Perché per tanti anni ha seguito i lavoratori, le aziende, sì, le fabbriche, il io ho territorio. seguito per tanti anni l'industria, e in particolar modo il tessile, per molto tempo. Nella mia provincia, nella regione, ha avuto un boom notevole. Adesso invece vedo da un anno a questa parte una realtà totalmente diversa, Esatto, e molti di questi che io conoscevo, che ancora quando ero un po' più giovane, li incontro, li trovo all'interno di queste case di riposo, che mi raccontano, sì, perché quelli che avevano 10 anni più di me o 15 anni più di me, se li ha ritrovati. sono nelle case di riposo. Quello che dicevo prima: chi ha potuto avere una casa, ha potuto avere una pensione dignitosa e altre cose di questo tipo, ma quelli che veramente erano poveri allora, sono rimasti poveri, li trovano nelle case di riposo. Racconto solo non faccio il nome della casa di riposo, perché non va bene fare il nome, ma lo potrei anche fare. Beh, io avevo un mio amico di un'azienda calzatoriera, e nelle calzature c'è vari lavori: c'è il taglio, c'è la lavorazione con le macchine, ma c'era anche chi lavorava col mastice, cioè la suola alla tomaia, bisognava metterla e pressarla. Lì c'era sempre un odore, nei primi tempi non c'erano le macchine, gli aspiratori, poi è arrivato un po' tutto, ma molti di questi hanno avuto delle malattie, e ne ho trovato uno recentemente in una casa di riposo. Quindi malattie professionali. Malattie professionali, e anche malattie anche un po' più in là, nel senso che con la vecchiaia, il non sostegno della famiglia o altre cose di questo. È la cosa che mi aveva detto questo mio amico conoscente, iscritto anche al mio sindacato. Quando sono andato a fare un'assemblea, anche a trovarlo, mi ha detto: Antonio, quando è che mi tiri fuori da questo inferno, l'ha chiamato lui in questo caso. E le ho dato una mano, le cose sono un po' migliorate, ma bisogna, io dico un caso vissuto personalmente, ma se lo moltiplichiamo per 3, 10, 50 case di riposo, 500 che ci possono essere nella regione, casi di questo tipo ci sono. In questo caso bisogna andare ad aiutare a toccare e risolvere questo. Ma il problema era legato a una struttura o a una situazione soggettiva sua, a un problema suo sostanzialmente? Il problema è un po' suo, ma anche alla struttura, perché questo non è che ha messo via qualcosa o altre cose di questo tipo. Questo rimarrà dentro questa casa di riposo, o lo sposteremo in un'altra se ci riusciamo, ma casi come questi ce ne sono molti, perché se non ha dietro di lui una struttura della famiglia, o per caso non si è sposato, o non ha altre cose di sostegno e altri guadagni, o comunque, e questo qui è uno che è andato in pensione con 1.050 euro, ma ha lavorato 37 anni
E adesso non vive una solo su situazione questa azienda, ma ha lavorato anche su altre aziende, e adesso è una di situazione grave difficoltà. drammatica. Io, che ne trovo più di qualcuno di questi, faccio il possibile per dare una mano, o cambiarli, o vado a fare la baruffa, no, il confronto, la baruffa non si dice, il confronto con chi dirige questa casa di riposo, che poi vanno magari a risolvere prima la problematica. Questi si chiamano meno ambienti, quelli più in difficoltà, quelli che in caso non sono anche in grado più di parlare, perché o sono su una sedia a rotelle o hanno se hanno difficoltà comunque sono delle oggettive, grandi difficoltà. Cioè, non quello che io voglio autosufficienti, dire è insomma. che di non autosufficienti bisogna dare più attenzione, bisogna aiutare questi che hanno proprio difficoltà, perché molti altri pensionati nel mondo del lavoro sono messi un po' meglio. Sulle case di riposo dovranno calare le loro rette, perché se continuano ad avere così, perché i servizi un po' Però non calano, perché di fatto i costi sono questi, i costi, diciamo così, andare a della parlare di dire che si residenzialità paga meno su una alberghieri. casa di riposo è come andare a fare uno scontro prima di entrare all'interno della casa di riposo. No, ma ci sono costi oggettivi Sì, ci sono dei costi, che vengono soprattutto sostenuti. se c'è ci sono anche delle case di riposo per quelli che possono starci da sempre o che hanno anche avuto un loro reddito molto importante, che le piace stare anche delle case di riposo. Sono le case di riposo che stanno molto bene, però noi dobbiamo aiutare e parlare di quelli che stanno male. Di chi è in difficoltà. Anche qui il governo su queste cose qua dovrebbe intervenire, la regione dovrebbe intervenire, si interviene. Dicono che la nostra provincia di Treviso, rispetto anche a altre realtà, è un po' più attenta a queste problematiche, ma anche in altre province, credo quelle più grandi, ma se andiamo in qualche altra, ma non possiamo allargare perché noi siamo in qualche altra zona della nostra bella Italia, c'è problematiche. Io parlo anche con molti colleghi adesso che erano quello che facevano, quello che facevo io, che poi anche loro hanno fatto questo percorso, e su questo percorso io credo che dobbiamo metterci mano. Noi abbiamo fatto una piattaforma, verremo qua. A livello unitario questo? Sì, a livello unitario abbiamo fatto una piattaforma, siamo in grado di chiuderla o è già quasi Che riguarda chiusa. cosa? Che affronta quale tipo di problematiche? Riguarda tutta una serie di problematiche, cioè intanto che i comuni devono darsi come si può dire, un'attenzione verso queste Quindi coinvolgimento dei comuni, quello che si diceva prima. Della regione E dei comuni. Ma soprattutto dobbiamo coinvolgere anche le strutture a sostegno di quelli che hanno più difficoltà, che sono questi. Qui noi stiamo anche mettere in piedi una piattaforma unitaria. Io lo sottolineo unitaria perché è una cosa importante che siamo arrivati a fare una piattaforma unitaria dopo grandi discussioni o via dicendo, perché un risultato riusciremo sicuramente ad avere in favore di quelli che hanno queste difficoltà, perché magari tra questi c'è anche qualcuno che non ha più la famiglia dentro. Chi è che li difende? Chi è che li sostiene? Chi è che le porta avanti? Chi è che dà qualcosa? Qui è stato fatto, c'è molto, il sindacato ha fatto molto attorno a queste problematiche. Cioè che tipo di sostegno avete dato voi a questo punto? Cioè come siete riusciti a intervenire? Noi stiamo intervenendo. State intervenendo. Io sono ancora un apprendista da questo lato, ma siccome che conosco abbastanza bene, noi questi non autosufficienti vengono presi con dei pulmini, portati quindi attività che state gestendo di supporto, sì, insomma. che stiamo gestendo e che stiamo anche portando avanti, non solo da adesso, è già da un anno e mezzo, 2 anni, ma che si sta concretizzando con un aiuto reale, perché chi non ha nessuno che non lo sostiene ha bisogno di questo e ha bisogno di molte altre cose. E poi quello che chiederemo in maniera molto forte è che dobbiamo contrattare, fare una piattaforma, quella che stiamo facendo, contrattare non le controparti che sono i nostri comuni, ma comunque una piattaforma per poter discutere
i comuni, le case di riposo, le case di sostegno, tutto quello che potrebbero essere, e anche poi allargare il discorso a livello un po' più alto perché ci sia un'attenzione più forte, più precisa, più incisiva su quelli che hanno veramente bisogno, perché chi ha dato tutto in una vita e magari 3 giorni dopo della pensione si è ammalato e non ha niente altro per poter portare avanti questa cosa qua. Assolutamente, questo è fondamentale. Per quanto riguarda invece l'assistenza sanitaria, sociosanitaria, quindi qui c'era il capitolo dedicato alle USL che lei aveva aperto. Qual è la situazione? Quindi quando questa persona non è più autosufficiente oppure comunque ha bisogno di assistenza sanitaria, la domiciliarità dei servizi, qual è la situazione? In alcune province è una buona situazione, cioè delle province che hanno una buona situazione danno il sostegno, ma danno anche questo servizio che se loro hanno un'abitazione, ha ancora qualcuno, se li può andare a prendere, portarli nel posto di lavoro o l'ospedale, nell'ospedale e vanno avanti. Qui quello che chiediamo che ci sia da parte della regione ma anche da parte dei comuni un allargamento anche del sostegno di carattere finanziario, perché solo così anche le case di riposo in questo caso possono funzionare. Però il problema è che lei ha citato i comuni e le regioni. La regione dal punto di vista sanitario ha avuto un taglio importante e quindi si sta cercando, comunque le aziende sociosanitarie cercano di arrangiarsi ugualmente, di far fronte a quelle che sono le esigenze, di razionalizzare determinati procedimenti e percorsi. I comuni sono ridotti all'osso per lo più, salvo grandi comuni che magari per carità beneficiano di certe entrate cospicue perché sono realtà di un certo genere, ma molti comuni, soprattutto i più piccoli, lo sappiamo, sono ridotti all'osso. Quindi come possono trovare risorse? Allora, i comuni fanno i bilanci vengono sostenuti dalle famiglie, 99 su 100, del territorio di un comune. Certo. In quel comune hanno una casa di riposo, non tutti i comuni hanno le case di riposo, ma nella nostra realtà ce ne sono tanti che hanno le case di riposo e via dicendo, anche molto qualificate, anche perché fanno concorsi, riescono a portare dentro delle risorse. I comuni devono, in una situazione come questa, guardare chi ha più difficoltà, perché ci sono delle difficoltà che non vengono risolte e se non si fa pressione, ed ecco passo nel secondo punto, verso la regione e la regione verso il governo centrale, noi non riusciamo a risolvere. Ecco, state organizzando qualcosa da questo punto di vista? Sì, noi faremo anche una manifestazione che è quella che ogni tanto dà la svolta al di là di tanti incontri o al di là di tante problematiche o in questo caso portare delle situazioni. Stiamo facendo specificatamente nelle province, partiremo tra poco, dopo aver fatto unitariamente, lo sottolineo, gli incontri, che è importante perché qualche anno fa quando venivamo a parlare qui era difficile parlare, sì. non so, a livello unitario. Tu ti ricordi sicuramente che se uno diceva una cosa, l'altro ne diceva un'altra e l'altro ancora. Adesso se non altro come pensionati siete uniti. Sì, abbiamo anche qui ogni tanto qualche problemino, nel senso che viene fuori. Cioè le assemblee che facciamo coi comuni e le assemblee che facciamo con le ULS è perché devono dedicare una parte, il 0,1, l'1%, il 3%, il 5% del bilancio, si metteranno tutti assieme per vedere se c'è questo spazio e se no bisogna fare pressione per trovarlo, perché molti di questi sono veramente in difficoltà. Certo. La stessa cosa la deve fare la Regione, c'è un assessorato specifico in regione per queste problematiche, che deve, non dico tagliare da quell'altra parte e aggiungere un po' di qua, ma questi qua quanto vivono ancora? 5 anni, 10 anni, 20 anni, non so quanti ci sono, ma sono tutti 20 anni
se non Quindi hanno... dice trovare una razionalizzazione delle risorse. Sì, Ci sono perché messaggi che arrivano dai nostri telespettatori che dicono è inutile parlarne ancora perché tanto restate inascoltati da parte del governo che ha bisogno di soldi e basta. E ormai manifestare non ha più un senso, cioè tutti i messaggi di questo genere. Cosa può rispondere? Beh, intanto credo se non manifestiamo e se non avessimo manifestato nel passato, nel presente e dico nel futuro, una volta facevamo tantissime manifestazioni, io vengo dall'industria, le facevamo perché le fabbriche chiudevano o perché non c'erano gli interventi o perché non si faceva le assunzioni e c'è anche adesso lo stesso identico problema. Però per i pensionati? Per i pensionati noi... Ha senso manifestare? Per Io le rigiro la domanda. Non è che portiamo i pensionati in piazza, dico una cosa più forte. Da sempre, non dico un 30%, un 25%, erano i pensionati che facevano praticamente, come si può dire, il numero delle grandi manifestazioni. Oggi non si può abbandonarli in questo caso, ma stiamo facendo la pressione, lo continuo a dirlo, poi se ci ritroveremo un'altra volta con la piattaforma, perché sì. svelo la piattaforma adesso perché non se la brucia. E parliamo ecco. totalmente della piattaforma, è che noi abbiamo messo al centro l'unitarietà del sindacato nei pensionati, ma l'unitarietà delle proposte che facciamo assieme. Che una volta andasse la UIL, la CISL o la CGIL e che adesso andiamo tutti e tre e che andiamo, lo faccio vedere solo, una piattaforma unitaria delle 3 sigle sindacali o 4 se ce ne sono anche in un'altra parte a sostenere e portare avanti questi problemi. È una forza forte, è una novità nell'unitarietà della situazione. Quello che vorremmo fare, e lo vorremmo fare in maniera molto analitica, che vogliamo incontrare tutti i comuni, presentiamo la nostra piattaforma, vogliamo incontrare in particolar modo le ULS, le dobbiamo incontrare perché le ULS sono centrali, ancora più importanti per quanto riguarda ma anche le case di riposo. Ci sono delle case di riposo che funzionano perfettamente e che possono dare dei risultati e danno dei risultati dell'assistenza e della vivibilità maggiore per chi ha bisogno e perché vivono gli ultimi 10, non dico ultimi anni, in più tranquillità. Beh, se siamo arrivati a questo è grazie anche al sindacato, di quello che sta facendo il sindacato. Noi proponiamo una piattaforma, proponiamo alle case di riposo, ma proponiamo soprattutto alle ULS. Sono queste le 3 cose che noi dobbiamo portare avanti. Nei contenuti e cosa si può fare, il risparmio che si possono fare. E anche qua alzeremo l'asticella che non si ferma solo per quanto riguarda le province. L'asticella si alza a livello delle regioni, l'asticella si alza a livello anche del governo, perché bisogna che ci sia questa attenzione. Ci sarà come si può dire, una spinta molto forte che darà sicuramente risultato. Benissimo, noi ci fermiamo qua, poi vediamo di dare risposta agli altri messaggi dopo la pubblicità. Perché io dovrei... metto